Mario, uno scapolo cinquantenne, un contadino, presi i soldi del grano dalla cooperativa agricola, decide di andare in una casa di appuntamento. Si reca su questa casa di appuntamento, all'ingresso c'è la reception, paga la prestazione, sale le scale, stanza 15, apre la porta una bella sgnoccola, bionda, capelli lunghi, con una vestaglietta, nuda sotto. Dai, prego, entra tutto timido. Dai, cosa ti piace fare? Io non so, non sono esperto. Dai che facciamo la tecnica del 69. Tecnica del 69. Dai, spogliati e sdraiati a letto. Si spoglia, si sdraia a letto a pancia in su, lei si mette sopra di lui lì e comincia a fargli il lavoretto a lui, e lui con la faccia lì dietro. Ne molla una lei. Ma che razza di tecnica è questa? Non ho mai sentito una cosa del genere. Ho appena pagato, sono appena arrivato. Dopo qualche secondo lei... Mamma mia, senti che puzza, che roba. Ma non so neanche io se dirglielo o non dirglielo. Ma che tecnica del 69 è questa qui? Tiro avanti, me ne sto buono. E lei continua a fargli il lavoretto, lui con la faccia lì, così. Fa una... Signorina, basta così. Gli altri 66 gliele faccia quello che viene dopo di me.